Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo e importante incontro. Come vedete siamo qui riuniti con delle facce abbastanza conosciute ultimamente. Siamo qui addirittura con tutti o quantomeno quasi tutti i componenti della giuria delle Yogiadi regionali Xen Veneto che si terranno il 20 febbraio ovviamente in Veneto a Padova, no Paolo, mi confermi? A Padova e lo faremo per una serie di motivi online. Questa cosa abbiamo vagliato insieme a Filippo Salmaso, che è il presidente del Comitato Veneto, la situazione e abbiamo deciso, fin quando non è tutto chiaro, di procedere con una manifestazione online, che è quella preferita dalle associazioni del Veneto. Molto, molto bene. Quindi siamo ovviamente molto felici perché con questo 2022 finalmente riprendiamo il lavoro che avevamo iniziato nel 2019 nelle regioni e nelle province, perché abbiamo avuto questo momento di stop, tra virgolette, nel senso che sia nel 2020 e nel 2021 abbiamo fatto solo quelle nazionali per i motivi che sapete per tutto il problema della pandemia, ma dal 2022 ricominciamo ad essere presenti nelle regioni. Quindi felicissimo di avere qui tutti questi giudici qualificati, i quali hanno fatto brillantemente, superato brillantemente il corso di formazione per diventare giudici ginnastica e yoga e sono tutti giudici nazionali, regionali, altamente qualificati. Iniziamo con una marcia in più. Nel 2022 le yoghiadi regionali partono con una marcia in più, assolutamente. Io passerei la parola al nostro responsabile Yogia di Regionale Xen Veneto, nonché membro della commissione tecnica organizzativa delle Yoghine nazionali, Paolo Proietti. Grazie Nunzio, e siamo ancora una volta qua, siamo sempre io e te. Va bene, volevo presentare i giudici e vorrei presentarli ad uno ad uno. Comincio con Andrea Ferrazzoli che si occuperà anche dell'aspetto comunicativo e quindi delle public relation per ciò che riguarda l'organizzazione delle Yoghiadi del 20 febbraio prossimo. Presentati un attimo, Esatto. Andrea. Ciao a tutti, ben trovati a tutti. Io mi occuperò anche della comunicazione, ho appena finito di cominciare, ho iniziato a curare questa pagina nuova che è Ginnastica Yoga Xen Veneto. Io sono un insegnante di Yoga Xen, sono un insegnante di yoga in gravidanza per quanto riguarda anche tutti i parametri di Yoga Alliance. Sono un socio fondatore dell'associazione della SD Yoga Citra e da poco tempo sono anche un giudice con diploma nazionale in ambito regionale dell'Oxen. Ah, molto bene, ma tu sei anche un atleta, perché tu sei un medagliato delle Olimpiadi regionali In 2019. termini, sì, noi siamo stati pionieri, io ho partecipato con la squadra, ero un atleta in squadra, abbiamo anche vinto come squadra e quindi lì è iniziata l'esperienza delle Olimpiadi 2019 e sono contento che già posso raccontarlo. Quest'anno con una qualifica in più, con un'esperienza in più, della quale mi ha colpito certamente l'approfondimento del dettaglio, quindi una formazione rivolta all'approfondimento dei dettagli nelle valutazioni appunto che poi andranno, che noi faremo sui video che riceveremo. Essendo anche scrittore, sarà un piacere curare questo tipo di comunicazione. Ho già cominciato e soprattutto è un piacere sentirci insieme. Io questo lo sento molto. Benissimo, cosa oserei dire che c'è un aumento della professionalità e volevo adesso presentare Lina che ti abbiamo già intervistato la settimana scorsa e comunque puoi dire due o tre cose su di te e soprattutto su questo doppio aspetto, perché anche tu sei un atleta, sei arrivata terza alle nazionali del 2020, giusto? Eventi. Sì, questo è ciò che mi accomuna con Andrea. Ecco, mi scuso fin d'ora delle desinenze perché sono di madrelingua tedesca e ogni tanto quando riascolto i video mi rendo conto che metto il femminile dove ci vuole il maschile dove ci vuole il femminile, quindi abbiate venia. Sì, ho fatto questa esperienza che è stata meravigliosa, come ha detto Andrea, perché si crea un lavoro di squadra, anche se vai poi a fare il tuo video da sola.
è un meraviglioso modo per lavorare in team, cioè proprio nello spirito delle ultime Olimpiadi che abbiamo visto delle immagini stupende dove sì, da solo fai tanto, ma assieme fai veramente il di più. Anch'io insegno yoga da più di 30 anni, come Andrea arrivo anche da una parte artistica, sposo da sempre teatro e yoga da più di 30 anni e quindi questo aspetto lo porto nel mio insegnamento e spero anche nel valutare poi come giudice le gare, cioè le vere e proprie gare che sono competizioni ma poi portarsi avanti l'uno con l'altro, cioè non lo vedo tanto come esclusione, io devo vincere, no? Perché A questo gara... proposito, scusami, visto che hai parlato delle Olimpiadi, perché l'Italia è andata benissimo alle Olimpiadi, ma è andata benissimo anche alle Paraolimpiadi e noi, per ciò che riguarda le Yoghiadi, abbiamo previsto. Abbiamo visto previsto lo yoga integrato e questo è un altro aspetto meraviglioso a mio avviso, perché è proprio per persone con disabilità di varia natura. E quindi prendere assieme sia il gruppo sia una squadra, perché ricordiamoci che le Yoghiadi si possono fare anche con una squadra, quindi non è solo l'atleta individuale. Quindi individuale, squadra e yoga integrato. Io mi fermerei qui perché così non lascio... Io mi piacerebbe che anziché disabili usassimo il termine diversamente abili, perché perché sono abilità diverse, perché ci Esatto, mostrano, certo. esatto. Ho avuto, infatti prima quando pensavo che volevo anche menzionare questo aspetto, in effetti disabile, diversamente abile, cioè un'altra abilità. In ogni caso lo yoga integrato per me è integrato, forse yoga integrato coglie al massimo quello che è l'intento. A me piace molto yoga integrato, che poi dietro ci sia una disabilità, una diversa abilità, è integrato, ci integra tutti. Corpo, parola in mente, grazie Lina. E vi presento adesso Enrica, che anche lei è un'atleta, anche lei medagliata, vero? Sì. Io ho partecipato sia all'edizione qua a Padova del 2019 e l'anno scorso poi nell'edizione online e niente, con, con le Yoghiadi proseguo, poi quest'anno vediamo come giudice, man mano che si evolvono e crescono, seguo il percorso di questa nuova cosa. Ma anche tu sei un insegnante qualificato 760, vero Enrica? E anche tu sei presidente di un'associazione. Sì, certo, sono presidente di un'associazione, insegno yoga da anni, la mia associazione insegna yoga. Poi con le mie insegnanti abbiamo delle specializzazioni diverse, perché ho una persona che è madrelingua inglese, quindi fa le lezioni in inglese, fa le lezioni per le persone diversamente abili e per gli anziani. Un'altra ragazza che è più giocosa, quindi lei si diverte con lo yoga per i bambini e con l'acro yoga, quindi ha puntato più su questo aspetto, e un'altra ancora che va più sul posturale, quindi lo yoga in tutte le sue sfaccettature, perché Ma sai, vi ovviamente... faccio queste domande perché in realtà sono molto orgoglioso del team che abbiamo messo, perché c'è una qualità e una, chiamiamola così, professionalità veramente altissima. E un altro esempio è Paola, la nostra farmacista che viene anche dalle arti marziali, giusto? Ciao, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Sì, ex farmacista, diciamo che ho lasciato proprio per dedicarmi allo yoga completamente, ho lasciato la mia vecchia professione. E ho fondato insieme a mio marito un'associazione sportiva, Yoga Home, che ha sede a Parma, operiamo lì già da circa 6 anni. E sono il presidente di questa associazione, quindi anch'io sono diplomata a 760 ore e mi occupo di insegnare sia ai bambini che alle persone adulte, agli anziani e mio marito si occupa anche principalmente, è lui che si occupa più delle persone diversamente abili. E quindi insomma anche a noi piace sperimentare un po' tutte le sfaccettature dello yoga. Abbiamo partecipato anche noi l'anno scorso come
come associazione con diversi nostri allievi, non io, l'unica forse rispetto agli altri miei colleghi che non ha partecipato in prima persona, ma come allenatore e come regista dei video. È stata una bellissima esperienza vedere anche come le persone amavano mettersi in gioco, dimostrare quanto amore avessero per questa disciplina e quanto gli avesse dato. E quindi anch'io sono giudice nazionale, qualificata quest'anno. E posso ricordare che la vostra associazione si è qualificata terza tra tutte le associazioni e società sportive italiane, giusto? Sì, è stato veramente un orgoglio, perché eravamo gli esordienti in un certo senso in questa avventura. Quindi questo discorso dello yoga, chiamiamolo sportivo, yoga e sport, che va molto di moda da anni ormai, perché i primi campionati in India ci sono stati nel 1966 con Dhirendra Brahmachari, sta prendendo comunque spazio anche in Italia. E adesso volevo passare la parola alla nostra maestra, che è la mente pensante di questa Yogiani di Veneto, Addirittura. Master Yoga Teacher di Yoga Alliance International, maestra esperta formatrice Xen, che magari noi la conosciamo di già, però se vuoi parlare un pochino di te e raccontare quali posizioni abbiamo scelto e perché. Ho cominciato con lo yoga in Brasile dopo aver fatto sport tutta la mia vita, e da questa formazione poi chiaramente sono, come per tutti noi, scaturite un sacco di aggiornamenti, formazioni diverse, tecniche, apprendimento di tecniche diverse, infine per arrivare poi al risultato attuale, cioè è con molta fierezza che dico che adesso faccio parte di questo gruppo e di Xen come maestra esperta formatrice. Andiamo sul più pratico. Secondo me è importante anche per le persone che ci seguono e che magari non hanno conoscenze particolari né nello yoga né in quello che sono le yoghiadi. Allora, praticamente che cosa succede? Le yoghiadi sono organizzate a livello sia locale, provinciale, regionale e nazionale, secondo dei criteri molto chiari. Questi criteri dividono i nostri atleti in categorie e in livelli. Quindi queste categorie sono dai piccoli, i junior, poi ci sono i giovani, gli adulti, i senior, come diceva Lina prima, yoga integrato, yoga per le squadre, e poi i 3 livelli che sono quelli dei principianti, degli intermedi e degli avanzati. Principianti fino a 2 anni, da 2 anni ai 7 anni. 2 anni di pratica, no? 2 anni di pratica, scusate, sì. Oddio. Ai 7 anni quindi sono gli intermedi e dopo i 7 anni sono quelli avanzati. Per quel che riguarda adesso le nostre Yogiadi regionali, che saranno quindi il 20 febbraio, come ha detto Paolo, in modalità online, abbiamo scelto, il comitato tecnico ha scelto 3 posizioni, 3 quindi asana, quello che noi chiamiamo in gergo asana, per i 3 livelli. Primo livello, abbiamo scelto un'asana che si chiama Parigasana, la posizione del chiavistello, e che ha praticamente una flessione laterale in ginocchio. Vabbè, poi questi dettagli potete trovarli tranquillamente sui vari siti e soprattutto anche quello dell'Oxen. Intermedi, la posizione si chiama Parivritta Janu Shirshasana. Questi nomi sembrano strani, sono in sanscrito, ma nello stesso tempo sono molto, quando si fa la traduzione, sono molto tecnici, pratici. Quindi rotazione del busto con la testa verso il ginocchio, praticamente vuol dire questo.
sempre una posizione a terra. Per gli avanzati la bellissima posizione dello scorpione, Vrikshikasana, che è quindi una posizione di inversione in appoggio sugli avambracci, molto spettacolare. Ecco, queste basicamente sono le pose che sono state scelte, le nostre associazioni venete dovranno iscriversi su una piattaforma, chiaramente vi daremo tutti i dettagli per iscritto e sarà chiarissimo, non vi preoccupate, quindi dovranno iscriversi sulla piattaforma Sport Data, dopodiché iscriveranno i loro atleti e dopo aver iscritto i loro atleti potranno, con delle date particolari che poi saranno, i video potranno essere mandati dal 30 gennaio al 6 febbraio, quindi c'è un bel po' di tempo, potranno mandare questi video. La cosa secondo me da sottolineare in questo momento, importantissima, è che noi abbiamo una giuria di giudici con un presidente che sono stati formati. Che cosa vuol dire essere formato come giudice? Vuol dire che lo yoga ha 1000 sfaccettature. Io faccio Ashtanga, quell'altro fa Vinyasa, quell'altro fa... Insomma, ci sono tantissime maniere per esprimere lo yoga, ci sono tante scuole, tanti insegnamenti, ma noi come giudici abbiamo ricevuto una formazione per dare un voto secondo dei criteri prestabiliti e molto chiari, tenendo conto delle diversità di tutte queste scuole. Quindi questa, secondo me, è la grandissima, non perché prima non succedesse, certo, ma adesso in maniera più strutturata, più formale, è la grandissima novità. Quindi qui avete la squadra completa di giudici con il nostro presidente, Paolo Proietti, e quindi questa, diciamocelo, garanzia di qualità, anche se poi l'errore è umano, non siamo perfetti, però in fin dei conti tutti noi 5 più Paolo, abbiamo delle esperienze diverse, veniamo da scuole diverse, ma ci siamo riuniti sotto questa ala dello Xen e l'ala anche di questo corso importantissimo che abbiamo fatto quest'estate. È stato veramente molto importante. Ringrazio ancora Nunzio e tramite lui Ginnastica Yoga Xen che ha organizzato questo corso. E volevo dire che il nostro comitato, il Comitato Veneto, è estremamente partecipe e estremamente abile a livello organizzativo, quindi Filippo, Salmaso, Luciana e Francesca che lo sostengono e che lo aiutano e hanno recepito immediatamente la validità di questo progetto e l'importanza di abbinare lo yoga e lo sport, anche se un po' di tempo fa sembrava una cosa incredibile, yoga e sport. E invece no, yoga e sport è una realtà, deve diventare una realtà e può essere una cosa educativa sia per gli yogin che per gli sportivi. E lo è perché si stanno assottigliando i confini. Tutto questo discorso, tutto questo lavoro, tutta questa motivazione è volta all'assottigliamento del confine. E questo l'abbiamo colto tutti. L'abbiamo colto tutti. Eliminare le distanze. Così come l'importanza dello yoga integrato, così c'è anche l'importanza di portare il messaggio dello yoga nello sport e di prendere tutto ciò che c'è di positivo nello sport e reintrodurlo nello yoga. E quindi in quest'ottica lo yoga può portare anche tantissimo ancora fuori nel mondo dello sport. Allora, io propongo, prima di ridare per la conclusione la parola a Nunzio, di fare un saluto veloce, a cominciare da Laura. Allora ci vediamo presto per le Yogiadi, iscrivetevi, contattate Xen Padova o contattate anche noi, siamo disponibili e disposti e quindi ci vediamo presto. Enrica? Buona giornata a tutti, ci vediamo sul tappetino. Paola? Beh, anch'io non vedo l'ora di vedere tanti yogin iscritti alle Yogiadi Veneto.
In bocca al lupo a tutti. Andrea? Ginnastica Yoga Xen Veneto, pagina Facebook, ci troviamo tutti là. Per chi volesse, ci trovate lì, potete scriverci là, potete contattarci, siamo lì. Anche alternati, siamo là però, ci siamo. Lina? E condividete, condividete, condividete. Lo yoga non si ferma. E l'ultima parola a Nunzio, il responsabile nazionale di Ginnastica Yoga Xen. Ecco, voglio prendere l'esempio di questo primo comitato, il comitato Xen Veneto, che ha accolto subito, come diceva Paolo, l'importanza di questo progetto, di ripartire con le gare regionali, quindi di poter augurarmi e augurarci tutti che anche gli altri comitati seguino presto questo esempio. Io so che sono già al lavoro anche il comitato Xen Emilia Romagna, capitanato da Paola Compagnoni come referente delle Yoghiadi regionali dell'Emilia Romagna. Abbiamo diversi referenti, anche Xen Piemonte si sta muovendo in questa direzione con Chiara Lisa, che è la nostra referente delle Yoghiadi regionali Xen Piemonte. So che si sta muovendo tanto anche Vito in Liguria, ha già preso contatti con i vari comitati e quindi è molto probabile che anche lì ci saranno le Yoghiadi Xen Liguria, e la nostra Mara Rencricca delle Marche si sta adoperando per attivarsi nel 2022. Quindi io credo che nel 2022 ci saranno diverse regioni che riporteranno il messaggio ancora più raffinato di quello che, come è stato diciamo all'inizio del progetto delle Yoghiya, di questo binomio tra yoga e sport. E quindi un augurio a tutti di rivederci ognuno nei propri territori e poi tutti insieme nell'incontro nazionale che faremo intorno ai primi di giugno, quindi spero di rivedervi tutti in presenza, tutti insieme ancora una volta. Sarà bellissimo ritrovarci. Grazie, grazie a tutti. Buona serata a tutti, grazie a voi. Grazie. Alla prossima.